Nel palazzetto dello sport di Caorle, la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia ha festeggiato, come da tradizione, San Martino, una data importante e significativa per il mondo agricolo. Coincide infatti con il cosiddetto Capodanno agrario, cioè la conclusione dell'anno agricolo. In questa occasione l'Associazione Pensionati ha presentato un'indagine sul rapporto anziani e salute, a cui è stato dato il titolo "Una mela al giorno leva il medico di torno". È emerso questo. Sono circa 850 questionari compilati all'interno dei nostri uffici dal nostro sportello anziani che abbiamo istituito da poco e viene fuori un'articolazione dell'utenza verso le strutture sanitarie molto articolata, seppure ancora fortemente ancorata alle strutture pubbliche, comincia a dover rivolgersi in maniera sempre più importante alle strutture private per avere risposte ai loro bisogni. L'Associazione Pensionati della CIA conta 14.000 iscritti a livello provinciale, 40.000 a livello regionale. Ai propri associati offre una serie di servizi di welfare tramite alcune strutture come ad esempio il patronato INAC, che ha avuto un ruolo fondamentale nella raccolta dei dati per l'indagine effettuata. Il problema principale che ha la gente, la società, gli anziani è proprio quello della solitudine. Infatti noi quindi in prima linea ogni giorno siamo con lo sportello anziani, con i collaboratori pensionati che ci aiutano a queste cose. E poi abbiamo anche a livello nazionale, nel progetto con l'ANP Non sei mai solo, abbiamo attivato un numero verde attivo 24 ore su 24 che ogni anziano socio, associato all'ANP può contattare la persona anche solo per qualsiasi problema, anche sanitario o burocratico. All'iniziativa della CIA di Venezia era presente anche il comune di Caorle, rappresentato dall'assessore ai servizi alla persona. Il comune di Caorle, di cui io sono l'assessore, hanno stanziato e stanno stanziando sempre più capitoli di spesa in modo tale da poter essere vicini ai cittadini. In realtà la difficoltà è arrivare a tutti. Molto spesso l'anziano si vergogna di venire in comune perché ha una dignità per cui è difficile arrivare dappertutto. Per la rappresentanza della provincia c'era invece l'assessore all'agricoltura Massimiliano Malaspina. Il ruolo dell'anziano è un ruolo fondamentale. In questo convegno non è sbagliato di parlare di futuro perché l'esperienza di queste persone deve essere messa in campo tutti i giorni e solo loro possono spiegarci quanto importante è coltivare la nostra terra, una nostra terra che deve dare ancora emozioni perché sono quelle che mancano oggi per poterci risollevare. Le persone intervistate per l'indagine sono state 804. La lettura dei questionari, naturalmente anonimi, è stata fatta dall'Associazione Pensionati con il supporto scientifico della Fondazione Humus. Guardi, le istituzioni con molta franchezza dell'anziano se ne fregano. Questa è la prima cosa. Le istituzioni sono molto concentrate sul bambino, sono molto concentrate sulla famiglia e poi vivono l'emergenza che è quella dell'inserimento sociale di quelli che non sono abitualmente e l'anziano è lasciato a se stesso, non c'è un'attenzione all'anziano perché di fatto l'anziano lo si pensa solo come uno strumento della sanità, tanto è vero che viene scaricato molto più spesso alle ASL e agli ospedali che alla collettività. La politica nazionale invece come dovrebbe intervenire a favore degli anziani secondo l'onorevole Margherita Miotto? Bisognerebbe varare il fondo per la non autosufficienza che attende da parecchio tempo e che purtroppo non si vede all'orizzonte. In secondo luogo, le esigenze più diffuse riguardano l'efficienza dei servizi sanitari e quindi l'abbattimento delle liste d'attesa. Questa è un'esigenza che è molto evidente anche dalla ricerca che è stata presentata qui stamane dalla CIA. La famiglia resta nella provincia di Venezia ancora un punto di riferimento e di aiuto importante per l'assistenza dei malati e della non autosufficienza, ci dice lo studio condotto dalla CIA.
All'indagine mancano i dati relativi agli anziani che non hanno relazione sociale. I volontari dell'Associazione Pensionati sanno che una parte importante della popolazione anziana è di fatto reclusa in casa e non ha rapporti con gli altri. In questi casi i problemi di salute e di solitudine acuiscono.